La croce lignea di Gesù viaggia sulle acque al porto antico di Genova a bordo della pilotina della Guardia Costiera, la stessa che nel settembre 2016 portò Gesù Eucaristia in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale. Le luci accese lungo l'approdo fanno da cornice al buio della notte, rendendo ancor più suggestivo e raccolto il rito della Via Crucis cittadina, che secondo tradizione si svolge nel secondo venerdì di Quaresima, quest'anno però in una diversa parte della città. Circa 2000 i fedeli raccolti sulla banchina che con canti e preghiera accolgono l'arrivo della croce, tra loro anche alcuni fratelli ortodossi, le autorità cittadine, il sindaco Marco Bucci. A presiedere il rito che ricostruisce e commemora il cammino della croce il cardinale Angelo Bagnasco, che segue processionalmente insieme ai fedeli il Sacro Legno portandolo nell'ultima stazione. Il percorso si snoda lungo la passerella attigua all'acquario, con soste stazione dopo stazione scandite dalle riflessioni preparate dall'ufficio liturgico diocesano. L'ultima in prossimità della nave Italia, dove il cardinale Bagnasco conclude il rito con una riflessione. L'arcivescovo prende spunto dalle parole rivolte da Gesù agli apostoli: vegliate insieme a me, per approfondire il tema della solitudine, la vera e grande paura dell'uomo, prima ancora della sofferenza, della malattia, della morte. Il cuore dell'uomo, ha spiegato il presule, sa che questa non è la nostra casa sono gli altri nei quali ci riconosciamo, è Dio che è venuto per noi. Da qui l'invito. Chiediamo al Signore di svegliarci dalla sonnolenza dell'anima. Dobbiamo riconoscere il volto di Gesù nei fratelli e nelle sorelle per poterli amare fino in fondo, nonostante difficoltà, prove, tradimenti, delusioni. Ma quando scorgiamo con gli occhi della fede i lineamenti della sua bellezza, anche quando è deturpata, come sempre, sul nostro volto, allora non possiamo non amare.